Noi siamo allevatori di bestiame di latte nella pianura padana. Qui abbiamo terreni, prati stabili nel Parco del Mincio. Questo sarebbe il Parco Bertone. Abbiamo visto che c'era una piccola risorgiva e abbiamo pensato di fare due attività, latte e pesce. E abbiamo iniziato con un po' di trote nel 73. All'inizio io e uno dei miei cugini facevamo sia mungere le mucche e lavorare in allevamento. Vedendo che le trote con lo streptococcose d'estate non andavano bene, abbiamo iniziato a portare a casa storioni piccoli da 20, 30, 15 centimetri. Le trote andando male d'estate, piano piano abbiamo aumentato il giro degli storioni e diminuito fino a non essere più capace di fare trote. Allora, noi siamo partiti per allevare storione da carne, perché è una carne molto pregiata, dello storione non si spreca niente e come ultimo prodotto che noi abbiamo scoperto, ma non abbiamo inventato niente perché è da tantissimi anni che viene estratto e consumato, abbiamo cominciato con il caviale. Ad arrivare a fare il caviale che occorre 10-15 anni di mantenimento delle bestie, non se lo sognavamo neanche di arrivare a vendere il caviale così. Non si dormiva della gioia i primi tempi. Qua è proprio il posto adatto per un allevamento di storioni, perché anticamente dal 1500 al 1700 anche i Gonzaga consumavano il caviale e lo storione. Nelle pescherie di Palazzo Te a Mantova venivano appunto tenuti gli storioni pescati nel fiume Mincio, nei laghi di Mantova, nel Po, dove li tenevano appunto per essere consumati durante il periodo dell'anno dai Gonzaga. Tutta la famiglia è impegnata tutt'oggi. In più abbiamo anche diversi operai, tra il laboratorio e così, e noi siamo più di 20. Io oramai ho 70 anni. I giovani sono in 6 o 7, tra giovani con le mogli che lavorano. C'è già anche la terza generazione che sta lavorando. Sarebbe un futuro se si riesce ad andare avanti, anche per loro. Questa sarebbe la miglior soddisfazione.